Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo questa sera di sicurezza perché è iniziato un autunno, anzi alle porte un autunno caldo anche su questo fronte, ma l'attività delle forze dell'ordine non si è mai fermata nell'estate che stiamo lasciando e appunto verso l'autunno che arriverà. Naturalmente i controlli per quanto riguarda il Covid in prima linea, ma anche tanto altro lavoro. Naturalmente le forze di polizia devono sempre fare i conti con organici sempre più magri, però mettono tutto l'impegno per riuscire a garantire la sicurezza sul nostro territorio. Di questo parleremo questa sera con Raffaele Padrone, segretario generale provinciale di Pordenone dell'FSP Polizia di Stato. E allora a lui chiederemo conto, insomma, di quanto sta accadendo e di quanto è stato fatto appunto sul fronte sicurezza. E allora Padrone, partiamo proprio dal lavoro che avete fatto soprattutto sul fronte Covid, anche vista l'introduzione dell'obbligatorietà del Green Pass per accedere a molti pubblici esercizi. Parliamo di controlli effettuati già da un anno e mezzo. I controlli si sono intensificati sotto l'aspetto degli esercizi pubblici. Si sono fatti dei controlli speciali in quanto, come diceva lei, nel nuovo decreto è stato detto ai commercianti, esercenti, che non dovevano loro chiedere i documenti. Inizialmente si pensava a questo, mentre poi con il decreto del Ministero dell'Interno è stato proprio detto e scritto che i controlli sulle carte d'identità dovevano essere effettuati solamente da personale delle forze dell'ordine. Noi temevamo chiaramente delle problematiche sulla richiesta da parte dei gestori nel momento di chiedere questi documenti, perché pensavamo sempre a un rifiuto. Allo stato attuale non ci sono problemi, non si sono verificate grosse problemi su questa esperienza nuova che il cittadino deve affrontare quando si reca all'interno di un ristorante, di un bar, se vuole sedersi all'interno del ristorante o del bar. Diciamo che la gente, io ho notato anche come cittadino, che preferisce non andare purtroppo nel locale se non è munito di Green Pass. Chiaramente laddove il gestore dovesse chiedere e chiedervi il Green Pass, voi avete il dovere di esibirlo, non avete invece il dovere di mostrare i documenti. Sotto questo aspetto, ripeto, non abbiamo avuto grosse e grandi problematiche. Sapete benissimo che la sanzione viene inflitta sia al gestore che a voi stessi, quindi l'appello che posso lanciare è di continuare a comportarsi in maniera educata, civile, rispettare quelli che sono i decreti legge emanati anche per chi non crede in questa situazione, emanati dal nostro governo. E dobbiamo dire che comunque le persone si sono comportate abbastanza bene, perché avete fatto controlli un po' in tutta la regione, anche durante l'estate, però insomma le sanzioni non sono state tantissime su questo fronte. No, ripeto, i cittadini friulani sono stati molto educati, non abbiamo avuto grossi problemi e non siamo dovuti intervenire con chiusure, se non per quei furbetti, tra virgolette, che hanno utilizzato magari il loro locale per altri scopi e quindi sono partite le chiusure per i 5-10 giorni, quello che è previsto insomma dall'articolo 100 del TULPS. In vista ci sono altri importanti appuntamenti, l'apertura delle scuole a metà settembre e poi ci saranno anche le elezioni comunali ad inizio ottobre, e anche su questo fronte sarete impegnati insomma nei controlli proprio per un po' per i politici che arriveranno sul nostro territorio, un po' anche per garantire la sicurezza dei ragazzi che tornano a scuola. Sì, con l'inizio delle scuole chiaramente verranno intensificati i controlli proprio davanti alle scuole, ci saranno dei controlli chiaramente per quanto rispetto dei servizi antidroga. Ci saranno dei controlli per quanto riguarda il personale dell'ufficio politico, perché la scuola ha sempre generato movimenti particolari, movimenti politici particolari, e quindi
è giusto che, come ogni anno, i controlli vengano effettuati. Come diceva lei, in premessa ci sono in questo periodo preelettorale, chiaramente arrivi nelle nostre città di personaggi politici, di personalità comunque del mondo della politica, e quindi questo dà maggior peso ai nostri colleghi in strada, agli uffici politici che dovranno e stanno organizzando chiaramente questi particolari servizi di controllo. Questo chiaramente, come dico io sempre, l'importante è che la politica si ricordi di noi al di fuori di queste giornate, di queste settimane, perché noi garantiamo sicurezza a loro e loro dovrebbero garantire quantomeno un rispetto particolare alle forze dell'ordine, che garantiscono e danno la possibilità a loro di parlare in sicurezza. Proprio sul fronte della vostra sicurezza c'è stata la polemica, naturalmente, sul fronte di poliziotti vaccinati e non vaccinati, pattuglia insieme ma in mensa no, proprio per il mancato possesso del Green Pass da parte di qualcuno. Ecco, qual è la situazione, insomma, con le percentuali dei vaccinati no, e poi insomma su questo fatto delle proteste come si va avanti? Ma questo è un'attività che l'FSP ha fatto emergere immediatamente in Regione, ma poi su tutto il territorio nazionale ha provveduto la segreteria generale dell'FSP. È chiaro, perché abbiamo protestato con chiaramente chiarezza, spiegando al Ministro dell'Interno, al Capo della Polizia, che la chiusura delle mense a quei colleghi che non erano stati e che non sono per scelta, non sono vaccinati, non sono stati vaccinati, vietare l'ingresso a questi colleghi è veramente assurdo. Giustamente lei dice in servizio, in macchina 8 ore sì, 40 minuti in mensa, distanti, con le norme di sicurezza Covid no, ed è una cosa assolutamente assurda. Per quanto riguarda invece l'attività che avete fatto sulle strade durante quest'estate, insomma abbiamo visto che rispetto all'estate scorsa il traffico è ritornato come in periodo pre-pandemico, ecco, su questo fronte avete lavorato parecchio, com'è andata? Anche qui devo dire che i cittadini del Friuli Venezia Giulia si sono comportati direi molto bene. Per quanto riguarda le nostre arterie autostradali non abbiamo riscontrato grosse problematiche, se non quella che gli utenti chiaramente a rientro o la partenza delle proprie ferie insomma hanno ritrovato le solite code. Chiaramente parliamo di rientri di partenze del 15 di agosto e del 29 agosto, ma sono situazioni che chiaramente la polizia stradale era chiaramente ormai a conoscenza di queste, e ne aveva parlato proprio il dirigente del compartimento del Friuli Venezia Giulia in televisione, avvisando di queste possibili code. È chiaro che si fa fronte sempre a una mancanza di personale proprio nella specialità della polizia stradale. Questa mancanza di personale rende dei controlli più impegnativi, più difficili, però quest'anno abbiamo avuto l'ausilio anche di un elicottero che sorvolava chiaramente e controllava l'andamento di questi flussi. Ecco, a proposito di controlli, naturalmente è ritornata calda la zona del confine, quella sulla rotta balcanica. Abbiamo visto anche tutto quello che è successo in Afghanistan, da questo punto di vista insomma i rintracci sul nostro territorio sono aumentati, anche lì voi da tempo chiedete più rinforzi, come sta andando? Io in particolare ho sempre chiesto anche da questi teleschermi maggiore attenzione a questo fenomeno. Questo è un fenomeno che è sottovalutato, e nel periodo del 2020-2019, quando si parlava solamente di Covid, è stato dimenticato. Purtroppo quelli che non si dimenticano di questo fenomeno sono i colleghi dell'ufficio stranieri, i colleghi dell'ufficio immigrazioni, che ogni giorno, anche quando tutti parlavano solamente di Covid in televisione, si vedevano arrivare davanti agli uffici dai 40 alle 70 persone giornalmente che chiedevano asilo. Quindi diciamo che per noi è continuata, non si è mai fermata questo flusso balcanico. L'abbiamo denunciato, l'ho denunciato da questi teleschermi.
Oggi sono ricominciate le pattuglie miste. Anche qui il controllo, per quanto mi riguarda, è molto superfluo, perché le pattuglie non hanno la possibilità, attuali, non hanno la possibilità di controllo di un vasto territorio. Servirebbero chiaramente più uomini, sono stati inseriti anche i militari, però non il numero che c'era stato promesso un paio di anni fa con la visita in regione del Ministro dell'Interno. Tornerete alla carica su questo? Ma sicuramente è un'attività che non manca, e purtroppo giornalmente i colleghi si accorgono di questa problematica. Sta a noi, col nostro sindacato, garantire la possibilità che i colleghi lavorino in sicurezza, che i colleghi lavorino bene, e soprattutto diamo il risultato che è quello poi del rintraccio. L'abbiamo visto in questi giorni, il rintraccio di parecchie persone che tentano di entrare nel nostro territorio senza i documenti dovuti. Grazie allora intanto a Raffaele Padrone, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo a parlare della mancanza di agenti che ormai è diventata cronica, e poi anche di truffe e di furti in appartamento e in casa, perché anche da questo versante, insomma, l'attenzione delle forze dell'ordine è sempre alta. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, parliamo di sicurezza, l'avevo accennato prima della pubblicità, c'è il problema ormai cronico della mancanza di personale. Abbiamo sentito anche da Raffaele Padrone, segretario generale provinciale di Pordenone dell'FSP Polizia di Stato, che è qui con noi ospite questa sera, del fatto che i tanti impegni che ci sono sul territorio portino via tante risorse. Ecco Padrone, su questo fronte i numeri che sono sempre più magri, possiamo così dire, e che cosa ci dicono oggi in Friuli Venezia Giulia? Purtroppo viviamo questo dissanguamento della mancanza di personale da tanti anni. Si è incrementato questa mancanza di personale ormai da una decina d'anni. Purtroppo tutti gli agenti che vengono assunti, diciamo così, le persone che vengono arruolate nelle forze di polizia, non dico solo, e non parlo solo di polizia in questo momento, parlo delle forze di polizia, non sono quelle che vanno a pareggiare le persone che vanno in pensione per raggiunti i limiti di età. Abbiamo nella nostra regione moltissimi colleghi che vanno in pensione. Questo è un problema chiaramente generale. Io l'ho detto, ognuno guarda il proprio orticello, però questo problema è un problema generale. Proprio il capo della polizia il mese scorso, il mese di luglio, ha parlato di oltre 30.000 agenti che mancano nel nostro territorio. Voi dovete pensare, l'ho detto altre volte, dovete pensare che ogni anno escono dalla polizia circa 2.000-2.500 agenti. Capite benissimo che l'arruolamento di 1.000 agenti, anche adesso è partito un corso di 1.300 agenti, non vanno a colmare, chiaramente, matematicamente non vanno a colmare le persone che escono. È un grave problema quello della sicurezza, perché io lo dico sempre, non deve avere colore politico, e quindi la sicurezza non è un costo, è un investimento che facciamo per il nostro territorio, per i nostri cittadini, che sono i contribuenti di questa società. E pagare le tasse noi le paghiamo anche per avere sicurezza. Dobbiamo garantire alle persone di uscire in qualsiasi ora della giornata, di essere vestiti come si vuole, perché molte volte ci sono delle violenze verso donne, perché ci vengono detti perché erano vestiti in maniera strana. No, la donna deve andare vestita come vuole, nella decenza che è consentita dalla legge, così come tante altre volte vediamo persone che hanno di altre nazionalità, che sono vestite nella loro maniera e dovrebbero allora andare a girare senza velo. È la loro religione e noi la rispettiamo. Chiaramente tutti quanti devono rispettare le leggi del nostro territorio.
Io credo che sia molto importante far capire alla politica nazionale, ma a quella locale, che abbiamo bisogno di uomini. Io ho fatto una proposta poco tempo fa in regione tramite un parlamentare e chiaramente a un consigliere, di attuare quel sistema che fu attuato negli anni 80, inizio 90, cioè un arruolamento speciale, quella volta fu di 2000 uomini, proprio per il territorio del Friuli Venezia Giulia. Spero che questa cosa possa essere riportata e ridiscussa. Chi vuole, abbiamo chiaramente tramite la sua televisione, abbiamo qualche politico che ci ascolta, bene, ripristinate, fate un arruolamento speciale come fu fatto nel lontano 82-83 di 2000 uomini da tenere nel nostro territorio. E questa insomma potrebbe essere una proposta, quella lanciata da Padrone, da fare propria dalla politica regionale. È vero che i tempi rispetto a metà anni 80 sono cambiati anche in fatto di risorse, però naturalmente avendo delle forze in più da gestire autonomamente potrebbe essere sicuramente d'aiuto. Parliamo invece di furti adesso, perché i numeri ci dicono che sono in calo. Certamente nel 2020 e anche in questo inizio di 2021 le persone sono rimaste più a casa. Può darsi che adesso anche con la maggiore libertà però bisogna di nuovo alzare le antenne, Padrone. Ecco, anche su questo fronte i controlli sicuramente non si fermano. Effettivamente il 2019-2020 ha avuto chiaramente un riscontro positivo per quanto riguarda l'asticella dei furti presso le abitazioni. È chiaro, non si poteva uscire e anche i cosiddetti ladri d'appartamento, topi d'appartamento, hanno avuto grosse difficoltà nella loro attività. Ricordo sempre una battuta che girava sui social: lasciateci lavorare. Ed erano nomadi che chiaramente entravano negli appartamenti con la gente in casa, non lo potevano più fare. Ma al di là della battuta, fortunatamente questo reato predatorio è stato chiaramente abbattuto in questo momento. Chiaro che con l'arrivo della possibilità, mi auguro presto, di una libertà totale, questo fenomeno che è sempre esistito, non voglio fare l'uccello del malaugurio, però è sicuramente un reato che potrebbe gravare sui cittadini. Perché? Perché purtroppo di questa gente ne troviamo tutti i giorni, vengono fatti dei controlli in giornate particolari. Avete visto che facciamo anche uso dei cani durante i controlli, proprio perché possiamo trovare delle persone che detengono nel proprio abitacolo, detengono anche arnesi atti allo scasso, e in genere sono tutte quelle persone che arrivano da fuori città e vengono nelle nostre città proprio per fare questi furti. Abbiamo avuto anche delle situazioni di qualcuno che alla notte, rientrando in casa, ha trovato questi topi d'appartamento, e abbiamo avuto chiaramente dei danni sicuramente maggiori, perché trovarsi in casa qualcuno mentre si rincasa non è una bellissima cosa. Così come non è bello rientrare nei propri appartamenti, guardate, e dover ritrovare la casa a soqquadro, è una cosa che non fa sicuramente piacere. È un reato, come dicevamo, che è calato, è un reato che però, ahimè, tenderà sicuramente con la libertà e la fine di questi lockdown o questi mini lockdown, potrebbe chiaramente alzarsi. Non abbiamo una bacchetta magica, però servirebbe una squadra volante per ogni via, una cosa che diventerebbe solamente puramente un'utopia. Ecco, l'invito però è sempre quello di non cercare mai di farsi giustizia da soli quando anche ci si trovasse in casa qualcuno, ma insomma cercare di scappare e allertare subito le forze dell'ordine.
Sì, anche perché, come abbiamo visto nella reazione che magari ha portato al ferimento o addirittura all'uccisione del rapinatore e del ladro, poi le nostre leggi sono un po' dalla parte di chi muore e di chi viene ferito e ci lasciano nelle condizioni di doverci pagare anche l'avvocato per andare a rispondere. Questo è una cosa, vede, qua si parla di riforme di giustizia, ma bisognerebbe fare delle riforme proprio al codice penale e alla procedura penale, perché non è possibile di là del partito che proponga queste cose dover andare a rispondere di magari eccesso di legittima difesa anche da parte di chi in casa si trova un ladro, un delinquente, o risponde con la stessa violenza al rapinatore o a chi sta effettuando il furto. In ogni caso meglio chiamare le forze dell'ordine. Sì, beh, è chiaro che io sottolineo appena avete dei sospetti, e lo dico anche magari anche ai cittadini che abitano di fronte all'abitazione. Io credo che l'aiuto che ci possiamo dare uno con l'altro è che se vediamo delle vetture a qualsiasi ora strana, magari che non sono della zona, che riconosciamo non essere della nostra via, chiamare, non diamo mai fastidio, anzi potrebbe essere che salviamo o un appartamento o qualche altra situazione. Ecco, chiudiamo anche con le truffe, perché queste sì sono state in aumento, soprattutto quelle online, però anche quelle che hanno riguardato gli anziani. Ecco, sempre il consiglio di stare molto in guardia. Ecco, questo sì, invece sono aumentate le truffe online, sono aumentate le truffe di cui parlava lei in questo momento, direttore. Cioè, abbiamo avuto persone che con la solita storia, abbiamo parlato con suo figlio, suo figlio è stato vittima di un incidente, oppure l'abbraccio e lo scippo contemporaneamente di catenine, addirittura orologi e braccialetti, insomma denunce di questi ultimi giorni. Queste sono in aumento. Chiaramente se si chiude il rubinetto da una parte per loro, lo riescono a aprire immediatamente da un'altra parte, quindi truffe fatte di questo genere ci sono ancora purtroppo, hanno tantissimi anni queste tipologie di truffe, ma sono aumentate sicuramente quelle online, quindi l'invito è di non aprire alla porta a sconosciuti, l'invito è di non aprire a rappresentanti di Enel, di altre società, perché non mandano sicuramente in giro nessuno. E soprattutto io un avviso che faccio sempre a chi ha la possibilità nel giorno della riscossione delle pensioni per gli anziani, dico ai figli e nipoti: accompagnate i vostri nonni, i vostri papà e le vostre mamme anziane a fare questa operazione, perché vi controllano, vi seguono e ahimè avviene il fattaccio. Allora grazie mille Raffaele Padrone, segretario generale provinciale dell'FSP Polizia di Stato di Pordenone. Insomma, ascoltiamo anche i consigli che ci ha dato lui, perché sul fronte della sicurezza le nostre forze dell'ordine lavorano, ci sorvegliano fortunatamente tutti i giorni. Insomma, se abbiamo bisogno rivolgiamoci a loro. Questa puntata di Screenshot termina qui, buona serata in compagnia dei programmi di Telefriuli.